affrontare il prossimo ci spostiamo a Statte, dove oggi è in programma un importante flash mob per sensibilizzare la comunità sull'autismo. Lo ricorderete, nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato degli studi che raccontano come a Taranto, in una parte della sua provincia, il numero di casi sia doppio rispetto ad altre province della Puglia, ed è per questo che bisogna mantenere alta l'attenzione. E tutti i dettagli li chiediamo invece a Giusy Calia, vicepresidente di Autisticamente, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Giusy, l'obiettivo, immagino, come dicevamo, è quello di sensibilizzare la comunità, richiamare l'attenzione anche sui bisogni e le necessità di questi ragazzi e di queste ragazze e anche delle famiglie. Assolutamente sì, questo evento giunge ormai alla 7ª edizione. È un'attività che si ripresenta negli anni sempre con grande successo, la comunità risponde sempre molto bene e si crea proprio questo abbraccio intorno ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie. È proprio quella la cosa bella, oltre all'evento in sé, è proprio tutto quello che c'è dietro, tutta la preparazione che nel corso delle settimane vede tutte le associazioni partecipanti, e quest'anno siamo a ben 32 associazioni che hanno aderito a questa iniziativa. Sì, cresce negli anni questa bellissima rete di associazioni che intorno a noi, intorno ai nostri ragazzi, vogliono far sentire forte il loro abbraccio. E quindi, come le dicevo, la preparazione nel corso delle settimane vede queste associazioni intorno ai nostri ragazzi, che vengono nel centro che i nostri ragazzi frequentano, stanno con loro, pensano a delle attività per loro. Quindi ecco, non è solo una giornata fine a se stessa. Chiaro. Sicuramente sì. Giusy, parliamo delle attività, ecco, laboratori di tanti tipi e soprattutto attività che possano mettere i ragazzi in condizioni di crescere oggettivamente. Sì, ovviamente sono tutte attività pensate per poter essere svolte dai nostri ragazzi. Abbiamo primo fra tutti un grande spettacolo di bolle della Magica Amy, che ormai è un'amica blu, come la chiamiamo noi, sì. È proprio è sempre presente con le nostre famiglie. Poi ci sono tutte le varie associazioni che proporranno vari laboratori, sia grafici, pittorici, motori, abbiamo gli amici del canile che ci faranno compagnia con i loro animali. Insomma, tante belle attività proprio per animare la piazza e per intrattenere i nostri ragazzi. Raccontaci invece un attimo qualcosa che si sposta un attimo da Statte, Giusy. Sì. Le famiglie con ragazzi e ragazze affetti da autismo, di cosa hanno bisogno principalmente oggi? Ecco, allora io parlo da mamma, perché certo. Io prima di tutto sono una mamma di un ragazzino autistico e proprio quello, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di comprensione, perché tante volte i nostri ragazzi sono visti come quelli strani, come quelli che non si capisce perché hanno determinati atteggiamenti. Invece ecco, basterebbe soltanto una piccola attenzione, capire che dietro quel comportamento apparentemente strano c'è un bisogno, c'è una voglia di stare con gli altri, di essere come gli altri. È solo un modo diverso di esprimere le proprie emozioni, è un modo differente di rapportarsi agli altri, però ecco, i nostri ragazzi avrebbero bisogno di questo, le famiglie avrebbero bisogno anche di una piccola attenzione in più, nel senso che purtroppo spesso i servizi sono carenti, spesso le famiglie non hanno a chi rivolgersi, soprattutto all'inizio della diagnosi, quando ti piove addosso questo mondo sconosciuto e non sai come muoverti. Ecco, quindi queste piccole cosine che però fanno la differenza, sembrano sciocchezze, ma per le famiglie sono così importantissime. Ricordiamo allora l'appuntamento di oggi pomeriggio a Statte, nella biopiazza alle 17:30, il flash mob per sensibilizzare tutti sull'autismo e soprattutto sulle famiglie che chiedono da parte delle istituzioni una certa attenzione. Grazie a Giusy Calia per essere stata con noi. Venite con noi, grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Ciao Giusy. Grazie.